Quanto vi dico? Vai, subito, vai. Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'interno della libreria Tra le righe. Concludiamo questa maratona di settimane per noi di presentazioni, ma siamo molto contenti di farlo questa sera insieme a Mauro Fasan e Michele Zanchetta, che ci parleranno di un libro curioso, uscito per Itinerar Progetti, a caccia di streghe nei domini della Serenissima, processi per stregoneria tra Veneto e Friuli nel 500-600. Pochi immaginerebbero che nel territorio che oggi è racchiuso tra le province di Pordenone e Treviso, tra il 500 e il 600, si fossero svolti decine e decine di processi alla stregoneria. E ne parliamo questa sera appunto con Mauro, che è da ingegnere da tanti anni, un storico e ricercatore, che si dedica alla ricerca storica, ma soprattutto alla ricerca della Repubblica della Serenissima e soprattutto in relazione ai rapporti che essa aveva avuto con la Santa Sede e anche con l'operato dell'Inquisizione. A moderare l'incontro ci sarà Michele Zanchetta, archeologo, ma anche amico della nostra libreria, ci conosciamo da tanti anni, e quindi io lascio la parola a Michele e a Mauro e intanto una buona serata, ci vediamo più tardi. Grazie a tutti. Innanzitutto, grazie, buonasera per essere venuti. Io comincio subito da cosa? Per presentare il libro di Mauro. Da qualcosa che anticipa leggermente il libro di Mauro. In che senso? Nel senso che l'editoria, per fortuna, nel corso degli anni si è sempre occupata di questo fenomeno interessantissimo legato, ahimè, ad eventi estremamente tragici come quello dell'Inquisizione, dei processi. E quando Mauro, io ho conosciuto il suo libro, la prima edizione, l'ho conosciuta qualche anno fa, sono andate le presentazioni, è uscita una nuova edizione perché? Perché Mauro è un ricercatore e la ricerca è in continuo divenire. Affiona continuamente sempre nuovi elementi, fonti, e il libro che si è appena chiuso, dici basta, non ne posso più, non ne posso più, capita anche a me, in realtà si comincia immediatamente, perché c'è una legge non scritta dai ricercatori che è quella di finisci una cosa e immediatamente dopo 2 giorni che me la più stampa viene fuori una roba nuova. Ha cominciato, ha raccolto i dati e giustamente l'evoluzione della ricerca, perché altrimenti non si può parlare di ricerca, a cos'è che l'ha portato? L'ha portato a passare da questo libro che uscì, aiutami l'anno? 2016, la ricerca, questo cambiato, qui siamo alla bellezza di 220 pagine con la bibliografia, che sono 100 pagine del libro del 2016. Quindi abbiamo 100 pagine di contenuti, ricerca bibliografica, fonti, tutto. E questo è fondamentale per capire l'impegno e la serietà della ricerca stessa di Mauro, perché deve essere rigorosa e deve essere continua, altrimenti non è più ricerca. Dicevo, voglio partire un attimo da quello che c'è prima, Mauro, del tuo libro, perché il tuo è A caccia di streghe nei domini della Serenissima, processi per stregoneria tra Veneto e Friuli nel 500-600. Processi per stregoneria. Perché voi dovete sapere che i tribunali che si sono occupati di questo genere di reati, all'inizio, e quando parlo di inizio si parla X secolo, IX secolo o anche altre cose più sporadiche nell'Alto Medioevo, questi tribunali religiosi si occupavano prettamente di eresie, ovvero ogni tanto qualcuno si alzava e diceva non sono mica d'accordo con quello che hanno detto a Roma e creava un'eresia portando una parte dei fedeli a sé perché o rifiutava una cosa o rifiutava un'altra. Pensiamo molto semplicemente che lo stesso spacchettamento del cristianesimo originario, che è diventato in 3 macro
religioni, ortodossi, cristiano-cattolici e protestanti, noi li chiamiamo protestanti, loro si chiamano riformati, questo tanto per dare idea del punto di vista delle cose. In realtà la grossa parte iniziale di questi tribunali si occupavano di eresia, di gente che voleva cambiare la Chiesa, chiedeva cambiamenti o interpretava in maniera diversa. E si occupano anche di povera gente che si sveglia la mattina e decide di fare qualcosa. Io ho provato, gliel'ho mostrato prima a Mauro, questo libro qui, Eretici nel Medioevo, di Paolini, che è stato uno grande studioso di questo periodo, si chiama L'Albero Selvatico, e racconta tutto questo periodo fino al 1300 circa, compresa anche la famosa eresia dei Catari, che ha portato a una strage incredibile di persone. Cosa succede dopo l'evolversi? Io sto cercando di farvi un inquadramento, che man mano si passa a qualcos'altro. C'è un'evoluzione che è collegata, connaturata direttamente al sapere anche locale, al sapere popolare. L'estate scorsa c'è stata una bellissima mostra fatta da un'antropologa nella scuola elementare di Saccol di Valdobbiadene, dove veniva rappresentata il sapere contadino e popolare nell'ambito della medicina. Sapere che a partire dal XII secolo viene perseguitato perché quel sapere tramandato di madre in figlia, in nonna, fino ai nipoti, sempre e spesso nella figura della donna, le guaritrici, viene condannato, perché chi guarisce diventa una strega, ha i poteri del diavolo, e come può guarire può anche condannare a morte tramite dei malefici. E lì comincia la persecuzione, specialmente femminile, durante i secoli del pieno medioevo, e avanti non si parla quasi più di eresie, scompaiono, vengono sostituite da questi processi per stregonerie. Quindi è un cambiamento, e guardate che fu una mattanza incredibile, perché venivano uccisi senza tanti problemi persone che non ne potevano niente, la cui unica colpa è sapere che certe erbe avevano la capacità di dare sollievo alle persone. Quindi io volevo fare un attimo un inquadramento, anche perché è interessante l'aspetto sociale di questo tipo di ricerca, perché va spesso a incrociare quella che è la persecuzione del ruolo femminile, una certa affermazione. Perché? Perché naturalmente era un sapere che dovevano essere soltanto in un certo ambito e non doveva essere popolare, perché la salute doveva derivare da Dio, come la morte, e non certo dagli uomini. Adesso chiudo la piccola introduzione e andiamo direttamente a parlare con Mauro, lo facciamo parlare, che ci presenti questo suo libro nelle sue essenze, che si possono, diciamo, dividere in 3 grossi macro capitoli, la tua ricerca. Prego. Intanto grazie mille, grazie per l'ospitalità, mi fa piacere vedervi numerosi. So che l'argomento è abbastanza, ha un buon appeal, quando si parla di stregoneria di solito ha un buon appeal. In questo caso è una stregoneria che è stata studiata con rigore scientifico. Quello che trovate scritto qui non è romanzato, non è inventato. Sono andato in archivio, mi sono guardato i documenti, li ho interpretati, li ho contestualizzati e è uscito il libro. Che per spiegarlo partirei proprio dal titolo, che è A caccia di streghe nei domini della Serenissima. Quindi tratta solo di streghe, non di altre eresie, nei domini della Serenissima, quindi siamo in un ambito abbastanza molto preciso, in un ambito amministrativo politico preciso, e in più anche una restrizione geografica. Processi tra Veneto e Friuli, quindi non ho in questo caso esaminato l'Istria, Bergamo, la zona di Lombardia, eccetera, sebbene fosse sempre all'interno della Serenissima, e in più ho ristretto anche l'arco temporale 5-600. Questo perché? Perché la strega, il termine strega, come lo interpretiamo noi, come lo conosciamo noi, non fa altro che racchiudere una moltitudine di nozioni, di concetti, di storie,
quando io dico strega, sto pensando a qualcosa, Michele dice strega, sto pensando a qualcosa, e voi dite strega, molto probabilmente stiamo pensando a cose diverse, tutte accomunate in questa figura. La vecchia, malvestita, sgraziata, ai margini della società, col cappello a punta, con la scopa in mano, pronta per praticare, è solo la punta dell'iceberg di una figura che si è creata nei secoli, che tra l'altro non ha sempre avuto la stessa forma, è una forma mutevole. Sicuramente noi ereditiamo la strega, quello che adesso chiamiamo noi occidentali, possiamo ereditare la strega dalla classicità greca e romana. Se pensiamo alle arpie, se pensiamo a Circe, se pensiamo a Canidia, pensiamo a Ovidio, Elio, eccetera, eccetera. Insomma, se pensiamo a Manto, insomma, ce ne sono esempi e già vediamo che è una figura femminile, già è una figura che nuoce a qualcosa. Questo è rimasto un po', diciamo, la base che ha creato. Una situazione che poi nell'alto medioevo non ha dato tanto riscontro, o meglio non ha avuto uno sviluppo, come diceva Michele, i tribunali nascono nel XIII secolo, ma perché? Perché ci sono i catari, ci sono gli albigesi che rompono le scatole. Sono questi che dicono agli altri: guardate che non serve andare dai preti per interpretare la Bibbia, ci facciamo. Guardate che alcune cose che fa la Chiesa sono in disaccordo con le Sacre Scritture. E la Chiesa a un certo punto ha detto: meglio che freniamo questi pensatori liberi. Difatti l'eretico chi è? L'eretico è chi ha scelto, l'eresia è una scelta. Io ho scelto di andare contro, chiamiamolo, il sistema. La strega, in effetti, in quel periodo, sebbene si credesse all'esistenza delle streghe, non dava problemi alla Chiesa, perché alla fine erano donne normali, comuni, che andavano a messa, andavano a comunione, non facevano niente di male, e il 99% di loro non erano altro che persone, donne che avevano conoscenza delle erbe o capacità di applicare la medicina popolare in un periodo nel quale non esisteva altra medicina, se non quella che si poteva così trovare, soprattutto per le classi umili, che non sapevano a chi rivolgersi e avevano le malattie. E un semplice raffreddore all'epoca non era curabile come lo vediamo adesso. Quando la stregoneria è diventata un problema? Nella seconda metà del XIV secolo, quando a un certo punto la facoltà di teologia dell'Università di Parigi, quindi una struttura più che autorevole, siamo al massimo europea, sentenzia e teorizza che se alcune donne e alcuni uomini in generale, se alcune persone hanno la capacità di commettere qualcosa che è sopra il naturale, quindi hanno dei poteri soprannaturali, è perché hanno fatto un patto con il diavolo. Ed è dal diavolo che trovano il diavolo che gli dà questo potere. Ed ecco allora andare al sabba, voltarsi al diavolo, ritornare nella propria comunità per poi nuocere. A questo punto può intervenire tranquillamente la Chiesa e dire: vabbè, se non sei più in comunione con noi, con Cristo, allora noi come Inquisizione possiamo intervenire. Tanto più che in quel periodo nascono inquisizioni spagnole e portoghesi, quindi inquisizioni stabili. Siamo nel fine 400. Poi aspettiamo il 1545, a un certo punto il Papa dice: io sto autorizzando le inquisizioni in Spagna, in Portogallo, che sono su autorizzazione mia, ma alla fine sono nelle mani dei governatori locali, voglio anch'io la mia inquisizione che sia tutta saldamente in mano mia. Nasce il Santo Ufficio 1545, che aveva potere su quello che era il mondo cristiano, ma prevalentemente sulla penisola. Tra i reati che perseguiva c'era anche la stregoneria. In questo caso era stato ben codificato, c'erano anche dei manuali a uso degli inquisitori per capire quando una persona era denunciata per stregoneria, come si riconosceva se era veramente strega, che tipo di domande porre, fare attenzione a che tipo di risposte si riceveva, quindi era stato veramente tutto incasellato. Ed ecco che allora troviamo molti più documenti. La caccia alle streghe, che io direi più cacce alle streghe, perché non è una grande caccia, sono delle cacce diverse sia per il periodo, perché si sono manifestate in diverse, sia perché sono diverse in base all'ambiente dove sono state realizzate. La caccia alle streghe nell'Europa centrale dopo la riforma non è la stessa che è avvenuta nel nord Italia nello stesso periodo. E la prima grande folata della caccia alle streghe a cavallo 300-400 non è la stessa che si è registrata dopo il Concilio di Trento.
ha tutta un'altra tipologia, anche se sul stesso territorio. Quindi questa multisfaccettatura della stregoneria, a mio avviso, impone che per avere dei risultati più attendibili, per capire che cosa può essere, non dico che sia, che cosa può essere la stregoneria, è meglio seguire il consiglio del buon Carlo Ginzburg e dire lavoriamo per microzone, per microstone, e dopo eventualmente facciamo una comparazione, perché bisogna fare attenzione ad allargare troppo il raggio d'azione, perché ci sono troppe variabili, una funzione che ha troppe variabili, quindi è meglio lavorare in microzone e quindi poi fare delle comparazioni. Ed ecco che io ho deciso di dire vado a caccia di streghe, mi concentro in una zona politica precisa, perché comunque il Tribunale dell'Inquisizione deve rapportarsi con l'autorità locale civile, e quindi è diverso rapportarsi con la Spagna che con la Repubblica di Venezia, o addirittura essere all'interno dello Stato. E allora ho detto, scelgo la Repubblica di Venezia, l'ambiente dove abito, dove lo conosco meglio, perché devo conoscere il governo veneziano per capire i rapporti. Poi ho deciso anche di restringere ulteriormente, mi sono preso come zona, quella che conosco meglio, perché ovviamente vado a contestualizzare meglio i processi, e quindi ho scelto la zona a cavallo tra Veneto e Friuli, quindi Pordenone e Treviso, e dopodiché ho deciso di seguire dopo il Concilio di Trento. Perché dopo il Concilio di Trento, ce ne vedremo un po' meglio, la prima folata della caccia alle streghe è nata sulla teorizzazione che loro erano adepti del diavolo, e quindi processi contro devozione al diavolo, sabba, voli notturni, trasformazioni, eccetera. Dopo il Concilio di Trento invece il diavolo comincia a essere meno presente, e allora invece ci si concentra più sulle superstizioni, uso di erbe, utilizzo di preghiere quando non è consentito, utilizzare oggetti sacri, immagini cultuali per curare i malati che non può, perché solamente il clero può utilizzare il materiale sacro. E quindi ho deciso di vedere quel tipo di stregoneria. Quindi qui il diavolo lo vedrete poco, e invece vediamo tantissime erbe, tantissime cantilene, tantissimi proverbi, e poi c'è la parte sociale che ho cercato di contestualizzare in base al documento che avevo. Mi trovavo una persona denunciata per stregoneria, e lì ho cominciato a dire aspetta che devo vedere chi l'ha denunciato. Io andavo sugli archivi parrocchiali e vedevo se c'era parentele, se c'erano rapporti, magari non so, qualche conto in sospeso o altro. Poi chiamavano i testimoni, e allora vedevo i testimoni che collegamento avevano, fuori delle telenovelas che sicuramente in questo caso la realtà supera l'immaginazione. Questo è un po' il approccio. Diciamo che sicuramente è un mondo molto più contratto rispetto, non erano tanti come siamo noi adesso ad occupare il territorio, ma le singole unità abitativi di insediamenti erano dei micromondi. C'erano i collegamenti, certamente, i commerci e tutto, però attorno al borgo, attorno alla città, gravitava tutta l'esistenza, e non erano tanti, cioè, quindi si conoscevano tutti, e quindi era facile che ci fossero anche queste invidie, queste, diciamo, questi piccoli scorni che poi alla fine sfociavano anche in tragedie, perché purtroppo sappiamo benissimo che la storia dell'Inquisizione ha portato spesso, come si diceva, ha portato spesso a una continua, diciamo, cacce, come dicevi te, alle streghe su ambiti completamente differenti. Mi piace questa idea della scelta che ha fatto Mauro del territorio. Perché? Perché ha utilizzato un fiume come cerniera. Livenza diventa la Livenza, mi piace chiamarla, la Livenza diventa la cerniera tra due territori che dialogano da sempre, ma che fino a un certo punto della storia nostra sono separati. Da una parte, seppur parcellizzati nei piccoli poteri locali, fino a che la Serenissima non decide di prendersi anche il Friuli, sono due entità separate, la parte del Friuli. Però c'è questo problema nel Cinquecento, perché alla fin fine, diciamo, tutti avevano bisogno di qualcuno che conoscesse come guarire.
era un attimo che questo diventasse, come si diceva appunto, una caccia alle streghe, perché diventava veramente pericoloso. Mi piace appunto riprendere questa cosa che vi ho detto prima della mostra di Elisa Bellato, scusate, prima non mi veniva il nome, questa antropologa, ha fatto questa mostra che ricordava come a scaturire il tutto è stata il cercare di rendere la medicina parte della conoscenza unicamente dei monasteri, dei conventi, quindi dell'ambito divino, di Dio, chi doveva dialogare con Dio, a differenza di quello che invece era stato fino ad allora. Quindi è importante anche come sfaccettatura sociale. Tu hai tagliato la società comunque del tempo, in un certo senso, perché chi è che viene coinvolto? Per esempio i personaggi del tuo libro, chi sono? Punto che secondo me è un punto di forza del libro, perché non avevo letto tanti libri, ovviamente non avevo letto nessuno di questo tipo se non qualche sporadico articolo in quella, perché io mi ero posto semplicemente una domanda. Abbiamo capito, streghe, diavolo, sabba, inquisitori, ma a un certo punto mi sono chiesto, ma chi è? Poi quando scopri che facendo una ricerca sulla famiglia Michele di Meduna, una di loro è stata processata in totalità da dove attualmente ho casa io, dall'altra parte della strada, lì nasce l'idea di dire, caspita, ma allora queste erano i Nazarotti, ma chi erano? E allora vai a vedere il processo. La seconda parte del libro, infatti, è la contestualizzazione dei paesi di Meduna, Pasiano, Motta, Oderzo, perché così il lettore entra un attimo in quello che è l'ambiente, se lo conosce già meglio, comprare uno a Napoli che non conosce il nostro territorio, almeno se ne fa un'idea di che territorio era, di queste piccole comunità raccolte, e dopo scopri nella terza parte i processi. E ora vedi che erano sostanzialmente la guaritrice di campagna, la levatrice, quella incaricata ad andare a vestire i morti una per una volta, pensare, morivano in casa, dovevano essere velocemente vestiti e poi si faceva immediatamente il funerale. E vedi che alla fine le persone coinvolte in questi processi, gran parte sono queste persone. Ogni tanto compare, e sinceramente, come dicevi tu, la ricerca va avanti e stiamo vedendo sempre più di quello che si pensava, invece figure che sono un po' fuori dallo stereotipo della strega. Quindi donne, Lucrezia Montereale Mantica, a Pordenone, Aurora De Rubeis a Meduna, Maddalena Locatelli a Motta, ho trovato, e comunque ce ne sono parecchi. E quindi si vede che alla fine la stregoneria era anche a livello sociale trasversale, era proprio qualcosa nel quale si credeva e si conosceva in quella che era la società, ma non solo il popolo ignorante, anche la parte un po' più dotta, un po' più erudita. Ovviamente questo poi è bellissimo anche vedere l'impatto sociale che aveva un processo di questo tipo. Si vede ad esempio che quando erano coinvolte nobili donne, il processo difficilmente andava avanti. Ci si limitava alla denuncia e eventualmente alla deposizione. Perché? Innanzitutto perché queste erano più preparate. Si presentavano magari davanti all'inquisitore spontaneamente, così già si mettevano in una situazione di ovviamente potevano parlare col parroco, eccetera. Poi erano meno intimorite sicuramente dal figura dell'inquisitore rispetto che la guaritrice di campagna poverina che conosceva solamente il suo territorio e magari doveva presentarsi a Porto Gruaro o qui a Conegliano per venire a l'inquisitore. Già il viaggio per lei era un incubo, quindi poteva capire questo. E poi si vede. Anche perché erano, piccola parentesi, nel 500-600, cioè muoversi nella pianura veneta lontana del 500-600 era un tiro in perna all'otto, perché ogni anno veniva giù qualcuno che distruggeva, cioè, è stato un periodo pieno di guerre, pieno di banditi, c'era di tutto. Quindi anche muoversi, potete pensare da Motta o spostarsi a Porto Bufalè piuttosto che spostarsi, cioè era un problema mettersi per strada, si rischiava la vita. Figuriamoci una donna da sola. E appunto quello che dicevo del libro, che poi è stato anche un po' bella, la parte sociale, cioè proprio l'entrare in chi era la strega, che legami aveva. E poi alla fine si scopre che alla fine chi va a denunciare non lo fa per un qualsiasi motivo. La parte delle volte era, la maggior parte era questo,
io sto male, ho un bambino che sta male, un mio parente sta male, mi hanno detto che con il brio, dico qua perché ho trovato una denuncia poco tempo fa che devo consultare, perché siamo qua, ve lo dico, ho scoperto che con il brio c'è una guaritrice, la strega di Colobrigo. Bene, andiamo lì. Lei ovviamente fa quello che poteva, con guenti, con cantilene, con preghiere, con crocifisse. Gli andava bene, racimolava qualcosa, davano poi cura, qualche spicciolo glielo davano, gli andava male, un attimo vendicarsi, bastava mi ha aggredito dal parroco e dire, si andava a confessarsi e gli si diceva io ho commesso peccato, mi sono recato da Maria che è strega e ha fatto questo. A quel punto si apriva il tutto. Il parroco, Concilio di Trento, aveva stabilito che il parroco, venuto a coscienza di un peccato di eresia, non poteva assolvere. O doveva riferire all'inquisitore, al vescovo, o doveva dire al peccatore io non posso assolverti, ti presenti. I parroci delle comunità, che erano figure importantissime per l'equilibrio, tendenzialmente davano il consiglio a chi era caduto in peccato di presentarsi, perché nel momento in cui ci si presentava spontaneamente non si poteva più istruire un processo formale con denunce, deposizioni, testimonianze, eccetera. Si apriva quella che viene definita la procedura sommaria. L'inquisitore come giudice dice bene dai, dimmi cosa hai fatto, sentiamo. È qualcosa di poco grave, ti assolvo io subito. Qualcosa di più grave, mi prendo la briga di sentire qualcuno venirmi a capo, ma che vada, ti daremo delle punizioni salutari, tipo le prossime 4 domeniche ti segui la messa genuflessa davanti all'altare con il cielo tutto grande acceso, in modo che tutti sappiano che sei strega. Oppure Orsola e Fiorita sono finite al giorno di mercato, Posiano di Pordenone, messe lì alla berlina con quindi niente di grave. C'è la classica gabbia. Sì, ecco, diciamo che nei casi che ho visto io non succedeva questo, anche perché Venezia difficilmente appoggiava l'Inquisizione su queste cose. L'Inquisizione stessa dice io non vado a dar pene eccessivamente severe, un po' perché è meno severa di quello che si pensa, un po' perché Venezia non a parte Menocchio, che l'ha marciato a Porturo, a Ronesto si finiva così. Ecco, minacciava tanto. Ad esempio la Longa a Pocenigo gli hanno detto se la fai finita qua ti assolvo. Questa è una guaritrice campagna. Sai che però se lo rifai vieni frustato. Però non l'hanno minacciato. Noi abbiamo a Conegliano il Perucolo, è stato uno dei pochi poveretti nel Cinquecento bruciato per eresia. Perché? Perché è stato trovato in possesso per la seconda volta di testi che di una Bibbia tradotta in tedesco, e che voleva dire tu sei un protestante. Però tu hai detto una cosa giusta, la seconda volta. Menocchio è stato processato, è stato bruciato al secondo processo. Sul libro approfitto di questo assist per dirlo. La leggenda nera dell'Inquisizione, che è vista come una macchina di morte guidata da gente assetata di sangue, non è corretta. Sì, sono state bruciate streghe, sono stati bruciati vivi persone, è stato tappato con cacca di Deo, tutte cose che sono successe. Ma non è che questi erano degli animali, come si vuole dipingere, che bastava una denuncia. Io non ho trovato nessuna di queste che veniva denunciata, loro la chiamavano leppore e subito la frustavano, la squartavano, la torturavano. No, l'ascoltavano, istruivano il processo. I manuali dell'Inquisizione erano precisi. La tortura si cercava di evitare il più possibile, perché lo scopo dell'inquisitore, quando aveva la strega davanti, era dire tu sei una creatura di Dio, sei la pecorella smarrita e devi ritornare in seno alla Chiesa. Non motivo di star qua a massacrarti fisicamente. L'inquisitore, il sogno dell'inquisitore era la conversione, per lui era anche il vescovo, si sarebbe ricordato di dire vedete, ho riportato in seno c'erano 5 streghe a Conegliano, si sono convertite tutte e io l'ho fatto con l'amore divino. Questo è il messaggio, che poi effettivamente gli inquisitori non sono tutti uguali, ogni persona ha le proprie inclinazioni, se ti trovi quello che era un po' più con la mano che prudeva, tipo, poi mi devi raccontare un aneddoto qui del vescovo di Vittorio Veneto,
cercava magari anche questo, però sono casi sporadici e comunque la competizione del Santo Ufficio da Roma deve sempre calma, calma, cerchiamo anche perché devono crearsi situazioni un po' sì, spiacevoli, tipo la vacanza. Sì, diciamo che comunque è un periodo, dicevo prima, la violenza comunque è quotidiana, Sì. quindi non c'è ulteriore necessità di scatenare ulteriore violenza gratuita, ma anche il tema del passaggio, è interessante il passaggio come attraverso il Medioevo muta questo, perché all'inizio, cioè, vengono, tipo io mi ricordo che mi era rimasto impresso del libro che vi ho mostrato prima, uno degli esempi di un contadino che si addormenta sotto un albero e a un certo punto lo vedono arrivare di corsa, dicendo che aveva parlato con Dio perché gli erano entrate dal ventre delle api che gli erano uscite dalla bocca e lui sentiva parlare Dio. Ovviamente assistiscono un tribunale, poi dicono vabbè, chiudiamola qua, perché lui non è vero, non è che lo bruciano, gli dicono, lo fanno ritrattare, dico guarda che forse è, e la chiudono lì. Perché? Perché ci troviamo di fronte anche a un mondo fortemente ignorante, un mondo dove la maggior parte della popolazione non sapeva leggere e scrivere, viveva di superstizione, e chi aveva gli strumenti, la conoscenza, il sapere, per quanto limitato del tempo, comunque capiva che si trovava di fronte a delle persone che avevano anche un mondo che era veramente, non sto scherzando, la loro aia del cortile. Quindi non vedevano oltre, a differenza di chi aveva un'istruzione che magari aveva viaggiato, si era mosso. Quindi c'è accoglienza, però devi per accoglienza se ritorni in seno alla madre chiesa. Ma qui sul territorio, ne hai citato qualcuno di esempio, se noi dobbiamo fare diciamo, un rapporto uomini-donne. Allora, stando per parlare di cifre, ve le dico in generale, poi ho visto che comunque sulla zona che ho giocato io rientro, quindi la allora, si stima che nei secoli dove si sono attivate queste cacce alle streghe, eccetera, nell'Europa siano state sentenziate 100-120.000 sentenze di morte, stregonerie e basta, delle quali metà eseguite. Quindi si parla di 50-60 morti. Non è poco, è assolutamente. Comunque non è sempre meno di eventualmente pene capitali che sono state emanate da tribunali civili, e comunque non è neanche paragonabile a quei 6 milioni fantomatici che si sente parlare quando si parla di sanzione. Quindi da 60.000 a 6 milioni qualcuno ci ha calcato, ed è tutta la parte del romanticismo ottocentesco con degli altri clericali che ha seguito. Il rapporto uomini-donne, 75%. 75% donne, e io mi sono fatto un'idea mia, soprattutto in questi casi qua. Perché? La donna è una combattente in prima linea. La donna è quella che comunque tiene in piedi un po' tutti gli equilibri. Perché? La levatrice è donna. La donna dà la vita, e ad assistere in quel momento c'era la mortalità infantile, e quindi chi vai a fare? Uomo, sicuro, cioè, sono due donne. Anche nel momento della morte, la figura della Gheia. Vedi che ci sei arrivato subito. Chi è che accudisce il malato in casa, anche se dovesse stare? La donna. Fino alla generazione di mia nonna addirittura seguivano anche le suocere, quindi la mamma del marito era seguita dalla nuora. Poi il trapasso delle nozioni in una realtà non come questa, ma chiusa come era quella rinascimentale medievale, è molto più facile che avvenga mamma-figlia che papà-figlio. E la conoscenza delle erbe comunque era gran parte prerogativa femminile. Non avrei idea del perché magari le donne sono state portate meno, ma sicuramente perché la mamma sapeva, ma no, la mamma sì. Difatti troviamo tante volte che sono madri e figlie, cioè, perché queste erano povere, comunque in questa maniera, e quindi il rapporto, secondo me, il 75% sbilancia, oltre al fatto, dobbiamo tener conto che quando è iniziata la prima caccia alle streghe vera e propria di fine 300,
l'Università di Parigi aveva sentenziato che la donna aveva sentenziato che c'era un patto col demonio. Poi sono partiti gli inquisitori a fare i vari manuali e hanno culminato con Malleus Maleficarum, che è praticamente di una misoginia impressionante. Definiva la donna imperfetta, definiva la donna stupida e quindi più facile da essere coinvolta, da essere ingannata dal diavolo, impura, eccetera, eccetera. Allora, metti assieme questo e metti assieme che si erano combattenti in prima linea, si sbilancia 75%. Aggiungiamo anche che nell'arco di tutta, appunto, si diceva la maggior parte della popolazione era analfabeta e le donne soffrivano ulteriormente questa mancanza. Chi è che poteva avere delle conoscenze, anche di leggere e scrivere? Chi era fortunata, scusatemi tra virgolette, perché si può parlare di fortuna non esattamente, che erano le figlie, diciamo, seconda, terza e quarta, che venivano mandate in monastero e studiavano come i figli, secondi, terza, quarta, che venivano mandati in monastero, quindi studiavano, avevano una lettura diversa, perché l'alternativa per l'uomo era o andare in monastero o andare in guerra a fare il capitano di ventura e queste cose qui. Le crociate sono state una fantastica, diciamo, invenzione anche per liberare l'Europa di tutti i figli cadetti che altrimenti avrebbero preteso, rischiato di spezzettare le proprietà che si erano ricompattate con, diciamo, le varie epidemie, a partire anche dalla peste stessa, con quella mortalità. Però le donne rimanevano nei monasteri e questo potevano studiare. Infatti nei monasteri non è un caso che a partire dal 2% si concentrano le conoscenze a discapito delle conoscenze che sono nella popolazione. Però è sempre la donna, ripeto, il collante di questa conoscenza attraverso i secoli, perché è una cosa che si passa di madre in figlia, la conoscenza. Queste erbe qua, se hai male al collo, se ti gonfi, queste. Poi sono le erbe che ancora noi raccogliamo in campagna, perché hanno vari effetti e si conoscono, erano spontanee. Però anche là la conoscenza dell'erba spontanea diventa un pericolo, perché la conoscenza è sempre brutto da dire un pericolo per chi non riesce a gestire chi ha la conoscenza. E ti chiedo adesso qualche aneddoto, qualcosa di curioso legato a questi personaggi, perché ci sono sicuramente un argomento, diciamo, che piace, quello della stregoneria, qualcosa legato proprio di caratteristico, anche grottesco, certe scene, perché sicuramente ci sono state situazioni grottesche che hai incontrato. Per concludere questa presentazione seguiamo anche quello che è il filo del libro, che parla appunto la prima parte della stregoneria, la seconda contestualizza e poi ci sono i vari casi. Due cose particolari per carini era uno riguarda il Conegliano, per esempio, ed è stato curioso l'operato, perché quando noi vogliamo capire che cos'è la stregoneria, ovviamente io devo capire che sto leggendo i documenti di chi l'ha perseguita. Quindi io sto leggendo, io voglio sapere chi era la strega a Meduna, ma chi sta verbalizzando? Sta verbalizzando il notaio del Santo Ufficio. Ho le domande dell'inquisitore e la risposta della strega. È chiaro che la strega non è andata là a raccontare bene cosa doveva rispondere alle domande dell'inquisitore. Io devo capire anche l'inquisitore era ancora legato al vecchio schema della strega diabolica o era uno invece che non sopportava il fatto delle superstizioni? Io ho le domande su quello. Lei tante volte non ha bisogno di leggere tra le righe, lei si sta discolpando di quello che è stato accusato, a un certo punto si sta discolpando di quello che lui gli sta chiedendo, dicendo no, guarda, niente con diavolo, cioè, non mi interessa, non l'ho mai visto. Risposte del tipo, ma lei usciva di notte per incontrarsi col diavolo? Hai fatto? Ma poi rispondeva come dire, ma chi te l'ha detto? E quindi c'era questa. E la cosa curiosa era che poi l'inquisitore doveva anche stare attento ai rapporti con Venezia, perché se cominciava a insistere troppo le cose le lunghe o veniva coinvolto qualche patrizio o qualcosa, Venezia aveva i suoi lettori che seguivano. E negli anni è una cosa carina, giusto per ritornare sul discorso dell'inquisizione, non è una macchina di morte. L'inquisitore, l'inquisitore di Conegliano, che sede qui, oggi Vittorio aveva anche la sede qui, era andato a Motta di Livenza in cerca di informazioni riguardo il parroco di Motta che era stato denunciato per eresia e abuso
sembra che in confessione aveva approfittato di una confessarsi, non mi ricordo, insomma questo qua doveva fare le sue indagini, si vede che non trovava corporazione, ha preso, è partito da Tom e ha cominciato a raccogliere le informazioni raccolte, è tornato qua e il podestà di Mota ha scritto al Consiglio dei 10 e dopo mi presenta l'inquisitore, non mi chiede niente, non si presenta, non chiede autorizzazione a me, vengono qua i miei cittadini a dirmi vieni a fare domande e allora il Consiglio dei 10 scrive vescovo e vescovo dice no, non deve fare così, allora il vescovo prende l'inquisitore e gli dice no, annullare tutto, tutte le tue testimonianze che hai raccolto, puoi bruciarle, non servono niente. L'inquisitore si arrabbia, scrive alla correzione, eccetera, e si vedono questi equilibri molto, e anche simpatico a un certo punto, l'ultima parte sono le conclusioni, così si capisce anche che i documenti che stiamo leggendo sono documenti molto, cioè, dietro c'è una regia che dobbiamo capire, prima bisogna capire la regia, quindi non solo capire il contesto sociale dove la strega vive, ma anche il contesto dove il tribunale sta operando, in che condizioni, in che momenti, c'erano anche dei contrasti all'interno. E poi però la tolleranza è una caratteristica questa di Venezia che abbiamo anche nei confronti delle minoranze, tipo che siamo gli ebrei o altre situazioni che erano spesse a Venezia. Venezia è una città internazionale durante quel periodo e che segue un po' è un po' una tradizione, io metterei tra virgolette, della Venezia. In che senso? Nel senso che anche, naturalmente questo avveniva anche in altre città, però se noi pensiamo a quello che era Aquileia, in età romana, che è una delle 5 città più grandi d'Italia, aveva 90.000 abitanti, era piena di persone che venivano tutto l'impero e c'era una grande tolleranza. Anche dopo, quando arriva il cristianesimo, c'è tolleranza. Se noi adesso vediamo scritte in varie lingue, perché c'è o a persone che venivano da tutto il mondo, quindi esiste questa tolleranza che rimane anche all'interno del substrato attraverso i secoli del territorio, perché Venezia stessa nasce in una maniera molto particolare e si rende conto che gli equilibri vanno mantenuti per la sua politica economica. È fondamentale questo. Cioè, non puoi metterti a perseguitare. Poi dopo ci sono i racconti dei mercanti veneziani che a seconda di come passavano la linea di metà Mediterraneo si convertivano e si riconvertivano. Però insomma, è una terra di tolleranza quella veneziana. Sicuramente infatti i processi che io ho visto probabilmente oltre a che l'acquisizione non era così violenta, si pensa in un contesto come Serenissima cominciano a sentire. Quindi vi lascio con un aneddoto del libro, però ve ne racconto uno per raccontare il finale del film. In quei 7-8 processi che ho esaminato in dettaglio, uno in particolare è successo a un terzo, c'erano due, da un terzo erano madre e figlia, poi la sorella erano andate a vivere a Venezia, incontrata a San Samuele, quindi probabilmente erano al servizio dei Diego, che avevano proprietà anche a San Samuele. E sostanzialmente queste erano Valeria Burnardesco e Splendiana Mariani, madre e figlia, erano dedite a stregoneria e facevano un po' di tutto, andavano a gettare il sale dalla finestra, a prevedere il futuro, eccetera, ma erano particolarmente esperte nell'andare a individuare i ladri, eventualmente se qualcuno era stato rubato qualcosa, o addirittura aiutare a trovare per di più. Pensate una volta, quello che avevi era proprio poco, se lo perdevi erano pensieri. Infatti ho trovato gente che andava in cerca di ruote di carro, che avevano rubato le ruote del carro, era qualcosa di fondamentale. In questo caso erano state rubate delle gioie, non si sapeva cosa, a sua sorella, alla sorella di Valeria Fulvia, era lì e ha detto, dai, metto qua con mia sorella, eccetera, hanno fatto questo dito, poi prevedeva la presenza di una ragazza vergine, di due con la candela, il dito, bisognava che l'acqua fosse benedetta all'interno dell'inghistera, possibilmente presa nella notte dell'Epifania, eccetera. Insomma, avevano organizzato tutto questo. Una bella fantasia anche. No, ma erano diti però che poi si vedono ripetersi con una determinata precisione, quindi erano ben chiari. Il rito dell'Inghilterra, ad esempio, era molto diffuso e io l'ho sempre trovato abbastanza uguale. Insomma, questi arrivano, fanno tutto, a un certo punto, finito, bisognava guardare dentro, perché l'Inghilterra
se vedi un decanter da vino, ecco una roba simile. Praticamente si formava un specchio d'acqua, questi guardavano dentro e lì o vedevi dove era l'oggetto scolpito oppure vedevi il volto dell'arte. Il problema è che quando hanno guardato dentro hanno visto il volto dell'amante di Fulvia. E allora sua sorella gli fa, l'amante qua che ti ha rubato tu. Bene, che stava a casa, prende l'amante e gli dice dove mi hai buttato? No. L'amante non si pensa 2 volte, va all'inquisitore e gli dice, senti, è meglio che vai a vedere cosa combina mia cognata, sì, sua sorella, eccetera, però Fulvia non c'entra. Ho detto subito, è andata solamente lì perché doveva. Quindi gli ha detto, lei si è recata, avrà anche commesso peccato, però il peccato grosso l'ha fatto la cultura. E allora così le hanno processate. Ecco, in quel caso il processo poi è vertito sul fatto del patto col diavolo. Loro hanno dovuto avviare pubblicamente. C'è la piura, l'ho anche riportata, la piura ha detto esiste un solo Dio, ci riferiamo a questo Dio e basta. La sentenza non è tanto chiara perché il documento è scritto particolarmente male, non è chiaro se l'hanno messa alla vetrina o gli hanno dato un questo era per dare un'idea di che cosa leggerete, quindi non preoccupate, è un libro che si può leggere sera, non vengono, ci sono squartamenti, sangue, non è splatter. Quindi se volete avere una conoscenza di questo fenomeno che ha caratterizzato il nostro territorio, dove avete luoghi noi familiari, nelle nostre vicinanze, ricordatevi chiaramente che anche lo spostamento, cioè la gente si spostava a piedi o su un carro o a cavallo, quindi anche i tempi era tutto dilatato, quindi è un mondo comunque più lento chiaramente rispetto al nostro, però che avanza e cerca comunque di avere, cioè queste qua poi alla fin fine sono interessanti perché queste sono l'essenza anche, cioè le piccole storie raccontano la grande storia. È come tutta una serie di piccoli torrentini che si buttano sul Mississippi, per il più grande fiume del mondo. È la stessa cosa, è la stessa situazione. E noi scriviamo la grande storia anche grazie a libri come quello di Mauro che ci permette di indagare, conoscere e avere anche nel nostro territorio un affresco di quello che è questo genere di persecuzione che, ripeto, si basa unicamente sull'ignoranza, perché alla fine quello era, perché se possiamo pensare che una vergine in piedi con le 2 candele in mano, o come dicevi altre cose, tutto ben codificato, possa servire a qualcosa per far coprire i gioielli, la superstizione, purtroppo quando l'uomo non ha spiegazioni, deve darsene in qualche maniera, e qui la superstizione dà il meglio di sé. Grazie Mauro. Io volevo chiedere se qualcuno ha qualche domanda. Sì, Tirolo. Tirolo credo che sia una pietra di paragone importante per questo argomento, ma ancora indietro, cioè 300-400, è una terra molto ricca di processi di streghe, anche lì i percorsi degli eretici erano stati molto netti, evidenti. E lì però c'è un potere che non è la Repubblica Veneta, quindi evidentemente c'era molta meno tolleranza. Però, siccome ho letto qualcosa, ritornano questi atteggiamenti, no? Di giudizio, che è un giudizio buffo, no? Un giudizio assurdo, ritornano anche a Venezia. Però Venezia ha avuto Fra Paolo Sarpi, per fortuna degli abitanti della Serenissima. E poi tornando al discorso che non erano poi così cattivi, è chiaro che questi non sono Giordano. Giordano Bruno era un grandissimo filosofo e chiaramente distruggeva l'idea della Chiesa, no? E quindi non poteva che essere bocciato, quindi dobbiamo sempre commisurare il valore dell'inquisita, no? Questo è giustissimo. Diciamo che la leggenda nera che questi torturavano, eccetera, salta, perché non è che bastava essere denunciati o per stupidità o per eresia, eccetera, e venivi torturato. È vero, però, come ho detto, non è che ha nessuno, ma hanno, passando i termini, eliminato chi dava il premio.
se veniamo sul nostro picco, abbiamo nominato Giordano Bruno, veniamo sul nostro picco, in caso con la Diana, io vi dico del Menocchio. Guarda, Menocchio era un mugnaio che aveva sostanzialmente una cultura di base abbastanza semplice. Che cosa faceva? Il mulino era il centro del paese e lui alla sera si metteva lì sul mulino e cominciava a dire: guardate che la Madonna non è vergine, perché è impossibile che abbia partorito e sia vergine. Guardate che non serve andare a confessarsi dei preti, tanto abbiamo sempre con Dio e siamo a posto. È chiaro che a quel punto tu non sei la guaritrice di campagna che per sbaglio non hai guarito uno, allora vieni qua, l'inquisitore dice va bene dai, se così, fatti la messa 3 volte, concedo e siamo a posto. Tu mi dai problemi, cioè tu stai istruendo gli altri a venire contro di me, e non la prima volta non frustate. E lui ha imparato una lezione, ma non perché qualche anno dopo si è ripresentato di nuovo e l'inquisitore gli ha detto occhio, perché guarda che se ne esci di nuovo che sei colpevole sai che non hai scambio. Lui ha perseverato, nel 1599 è stato bruciato per tutto. Però noi passatemi il termine, hanno eliminato un personaggio scomodo. Beh, come Giordano Bruno che si mette a fare eresie nel centro della cristianità. Certo, è una personalità, non è un mugnaio senza nulla togliere, però è il discorso che si faceva prima, la piccola storia, poi messa assieme fa la grande. Quindi il nostro Giordano Bruno certo, sì, il nostro, dicevo, Giordano Bruno ha deciso in maniera, tra l'altro, non così, ma con una violenza nei confronti anche dei costumi dell'epoca, e quindi questo chiaramente andava a ledere pienamente quello che erano le problematiche del tempo, che era quello del dominio della Chiesa sullo Stato della Chiesa, su tutto quello che è. Aggiungerei, per quanto riguarda il territorio, che è interessante notare come questa situazione qui si sviluppano in maniera abbastanza uniforme sul territorio, cioè c'è bisogno del guaritore, comunque ci sono queste cose qua, perché non c'è alternativa, cioè non ci sono i medici, poi i medici sono per i signori, il 99% della popolazione è povera, e quindi quando anche le preghiere del curato non bastano più, uno pur di salvare qualcuno vicino si affida anche ad altro, e quindi qui c'è la diffusione di queste situazioni. Qualche altra domanda? Sì, io sono arrivato in ritardo, non c'è problema. E l'altra sera per Fuori dal Corpo, non so se qualcuno può per caso l'ho visto, hanno fatto questa serata parlando di un mago che era incamerato a Barca dei Soldi, 7 appartamenti. E avevano queste persone che sono state truffate di quanti soldi che hanno dato, e tutte le stesse cose che ho sentito adesso ultimamente sono attuali. Ecco, solo che adesso c'è la possibilità di che questi diventano reati. Ecco, la volevo sapere se, sicuro, non so se avevate parlato un po' di questo. Attualmente queste superstizioni continuano, c'è un cambiamento, è migliorata con la cultura o siamo ancora... io ho un libretto che parla di astrologia, no? E allora hanno spiegato che sono cambiate le posizioni, che quindi tutto quello che è stato detto sull'astrologia non è assolutamente vero, ma per un problema fisico, no? Ecco, allora attualmente c'è un miglioramento o siamo ancora nella peste? Ma la superstizione non andrà mai via. Ma io penso che comunque è un po' insito nell'essere umano questa esigenza di credere. Ma posso spiegare una cosa? E poi ci sono due cose secondo me, però tenendo sempre un approccio che sia scientifico, che sia innanzitutto la paura della morte e il male. Perché anche la Vanna Marchi, che sarebbe caduta nell'organizzazione, proprio tac, perfetto. Lei non veniva da me a dirmi senti, eccetera, andava da chi aveva perso il marito, da chi avevano diagnosticato. Cioè, sei in un momento che magari può capitare, in questo momento no, nel momento in cui mi arriva, sono in un momento così difficile, e questi, le streghe in questo caso non erano loro che cercavano, erano cercate, perché questa gente stava male. Io mi immagino uno che ha i cancri ai reni nel 500, fa male nel 500 come fa male adesso.
Però adesso ho lui, che è amico mio, che è chirurgo, gli dico se ti fa un piacere, magari vedi cosa faccio. E di cosa facevi? Ammesso anche che la medicina muoveva i primi passi, ma come detto lui era e si sapeva che a Conegliano c'era la strega, ma andiamo a farsi morire. Ecco, secondo me quello che è cambiato è che una volta cercavi la strega perché ci credevi che queste cose bene c'erano, invece adesso si vede che il mago è il truccatore, si può dire così. E poi io credo che sia insito nell'essere umano questa esigenza dell'occultismo, è affascinato perché io ci penso, io sono ingegnere, insegno fisica e siamo andati sulla Luna nel 69, stiamo sparando sonde su Marte, puntiamo a Giove, le facciamo tutte e se compro il giornale l'ultima pagina trovo l'oroscopo. Adesso qualcuno deve spiegarmi se stiamo crescendo o decrescendo. Devono prendere i giornali e l'oroscopo. Vabbè, ma come c'è l'oroscopo, poi ci sono le riviste che ci sono, maghi, insomma, ci sono riviste nell'edicola, maghi su internet è piena di pubblicità, anzi anche Facebook, basta nato soltanto stuzzicare l'algoritmo, cominciano a vedere pubblicità di qualsiasi cosa, compresa anche questa, quindi i maghi non andranno mai via queste cose qui, perché è l'irrazionalità che diventa l'anco al salvagente, però cioè, siamo a livello di... Un'altra piccola cosa che mi Poi, scusi, c'è gente che pensa che la Terra sia piatta, di conseguenza si figuri se non può esserci che qualcuno che pensa che di qualcuno facendo... Allora, Sudafrica, sempre ho visto il servizio, e ci sono in continuazione incidenti, perché la strada a destra e a sinistra ha la sabbia, e lì vanno spessissimo fuori e nascono drammi. C'è un prete che va, quando c'è un incidente, lo chiamano perché dicono che se non va lui a fare tutti quanti i cosi, restano gli spiriti in quel posto e quindi continuano gli incidenti. Ma quindi, quello lì è lo spirito. Ma siamo sullo stesso genere un po' di problematiche, no? Comunque diciamo c'è speranza, sì. Finché ci sono libri come quelli di Mauro che vanno a indagare e a raccontarci quello che era il passato, poi ci sono anche queste cose anche sul contemporaneo, chiaramente, però hanno un altro, come ha detto giustamente lui, sono altro genere, sono truffe di diverso tipo. Io sono da quando sono bambino che sento continuamente in televisione marchi e l'ultimo ci sono stregoni o di altro genere o altri generi di truffa che vanno a plagiare le persone chiudendoli tipo in comunità, pensiamo a Manson, quel famoso strage, cioè ci sono una serie di modi di plagiare le persone. La differenza sta che questi qui sono protagonisti, diciamo, per creare qualcosa attorno a sé che gli porti qualcosa, soldi e tutto. Invece la maggior parte delle volte queste persone hanno l'unica colpa di essere più istruite degli altri sulla conoscenza delle erbe, aiutarle e non invece che essere ringraziate. Quindi è un po' diverso. Sì, che volevo solo... Sì, c'è da dire una cosa importante, no? Che per rubricare tutto il corpus di conoscenza di queste persone a ciarlataneria o, che so, truffa, non ha senso, nel senso che era un corpus di conoscenze che comunque aveva un atteggiamento terapeutico, ovvio che in mezzo c'erano anche quelle, però molto di quello che loro andavano tramandando in termini di cura era quanto c'era di cura nel rapporto con la natura. E inoltre molta ritualità, era una ritualità che aveva un asset di natura psicologica e in qualche modo metteva in moto quelli che erano i meccanismi interpersonali della cura che appunto era come dire, assente non era a disposizione del folk, diciamo, del villaggio, della popolazione in quel momento. E poi tutto questo ha preso anche altre vesti nel 700-800 col mesmerismo, che di fatto è stato il precursore degli studi sulla psicanalisi. Cioè tutto quello che è stato messo in campo da questo, anche lì diciamo c'era un errore da un punto di vista scientifico d'atteggiamento, ma si sono andati scoprendo dei meccanismi interpersonali che poi hanno favorito la presa in carico e la cura. E oggi la scienza sembra però mancare, perché se noi guardiamo la scienza medica oggi, non ha un atteggiamento
pro paziente, cioè l'accoglienza è molto stereotipata, molto, come dire, istituzionalizzata, e l'atteggiamento d'ascolto, come diceva lei, venivano cercate proprio perché le persone potessero parlare dei loro problemi, che l'alternativa era la Chiesa, e lì era giù, peccato, punizione, Ave Maria, però molto spesso questo non bastava alla persona, specialmente in casi gravi come, non so, la malattia di un figlio o cose anche più tangenziali che avevano a che vedere con le credenze del momento, che tra l'altro erano supportate e anche, come dire, osteggiate dalla stessa Chiesa. Cioè la stessa Chiesa proponeva Ave Maria contro, non so, uno che fa il cerchio per terra con la stella, dico per dire, no? Cioè non è che siamo molto lontani, solo che un ambito è religioso, l'altro ambito è magico, come dire, tradizionale. Si parla sempre di un atto magico, solo che sappiamo bene che c'era da un lato l'ortodossia, dall'altro diciamo che perché quello che io leggo qui è gente che in una comunità chiusa l'equilibrio era che venivano cercati, e loro hanno sempre cercato di fare, e hanno sempre cercato di aiutare, e che mezzi avevano i mezzi per aiutare le persone, quindi anche la ritualità faceva parte del battesimo. Cioè, poi, e questo lo si vede soprattutto nel 600, cominciano a esserci tre grosse, si può dire, macro aree d'azione. C'era la guaritrice popolare, la medicina iniziava a muovere i primi passi e poi erediterà il metodo scientifico di Leo, e la Chiesa. Due che utilizzano il soprannaturale, chi con autorità che può farlo, chi no. Ecco che la Chiesa dice basta superstizioni, ecco la Chiesa strega superstiziosa. Chi invece dice noi screditiamo la strega perché io sono medico e questo divario si vede sempre più. Ecco, a un certo punto arriviamo al fine 600 che ormai la stregoneria non è più perseguita perché la medicina comincia a essere medicina, si comincia alla risoluzione dei problemi, i parroci poi non hanno più queste denunce che continuavano, però per tornare al discorso della strega, quello che si vede è una persona che cercava di fare del bene ecco, forse anche perché l'Inquisizione non è stata così severa, perché faceva parte l'inquisitore era un fine teologo, non era una persona qualsiasi, cioè Roma mandava i migliori, soprattutto qui a Venezia, che doveva essere veramente bravo, che come prima c'era Sarpi, cioè dovevano scontrarsi con gente non da poco, quindi anche questi sapevano se dava problemi il Pinocchio o la Maria la Longa da Polcemigo, cose diverse. Signora? Vuole chiedere? Io volevo solo chiedere proprio questa cosa, siccome hai detto che il 75% di processi sono al femminile, ma il 25% degli uomini, a parte Menocchio che conosco, che so, chi erano? Allora, però quel 25% si riferisce sempre alla stregoneria, quindi agli stregoni, mentre il Menocchio è un eretico. Quindi, Io sì, però, la statistica che ho fatto diciamo, il 25 comunque sono stregoni. Beh, allora, ecco, e anche qui il libro ci portiamo, magari non sulla procedurale, ma ci può essere 6-7 casi che io ho fatto. Il primo è un maschio a cui non ve lo anticipo e basta, se no vi tolgo, questo è il più bello di tutti. Lui praticamente utilizzava le arti magiche per sedurre ed era perennemente denunciato da mariti. Ha girato tutto il Friuli perché lui più di 6 mesi in un paese non riusciva a starci. L'inquisitore si è ritrovato davanti 3 volte e gli è arrivata una decina di denunce. Penso che a un certo punto l'inquisitore gli aveva detto basta. Sei andato su con l'età, spero che si sia calmato tutto e non ci vediamo più. A Quinotura non gli ha fatto niente, però lo stregone era, in questo caso, vabbè, lui utilizzava questo perché aveva questa passione per le donne, se no si vedono stregoni che comunque fanno sempre giorni, erano loro bene o male dei guaritori. Infatti lo stesso Aquinotura, che era stato cercato da una donna perché un bambino stava male, lui gli ha detto no, non è competenza mia, perché aveva un altro campo di magia, ha detto ti mando da un mio amico da locale, c'era sto Mago da locale che gli aveva messo l'aglio al collo, mi ricordo, scritto. Bene, abbiamo qualche altra domanda?
Ma una veloce, cioè, se l'aspetto della cura, della stregoneria nel senso della cura delle persone contro le malattie, eccetera, nei casi che andavano bene o che servivano, era tollerata e dopo creava il problema solo nel momento che qualcosa non funzionava così? E poi la gente doveva nascondersi dal praticarla? O era... In linea generale, perché poi il documento ti dà la linea generale, il singolo caso, però in linea generale era così. Tutti sapevano che all'interno della comunità c'era la guaritrice e non dava problemi. La comunità sta in equilibrio, tutto a posto, così. Allora io vado lì, mi faccio guarire perché non so, ho un problema alla pelle, eccetera, bene, lei vigilo, una cena, un'ospitalità, non so. Il problema è non riesce la cura, oppure non ti ho pagato e allora tu vieni a batter cassa e io dico no, non ti pago, stai attenta perché se ti denuncio all'inquisizione. Quindi c'era uno scratch, c'era qualcosa che non andava, si inceppava un attimo il meccanismo. Quando il meccanismo si inceppava si poteva finire dell'inquisitore. Perché? Perché c'era il parroco. Il parroco era, io l'ho definito sempre, il braccio armato dell'inquisizione. Perché il parroco gli avevano detto una cosa molto semplice: se viene a conoscenza di qualcosa tu non puoi assolvere, ti rivolgi a noi. Praticamente l'Inquisizione aveva a fatica zero per ogni comunità e si vede che sono queste le situazioni. Finché le cose andavano bene, ad esempio un caso, non so, per chi conosce i benandanti friulani, questi stregoni buoni che loro sapevano trovare le streghe, addirittura riconoscevano le streghe, riconoscevano le fatture delle streghe e le cercavano di guarirle. Ecco di nuovo l'equilibrio della comunità che si basa sull'aiutarsi. Il problema è che il benandante andava bene finché io ho il bambino che sta male, il benandante dice sì, è stato fatturato, adesso guarisco io, faccio la controfattura. Ma quando il benandante comincia a dire sì, il bambino è stato fatturato ed è stata Antonia da Giai, sì, questo è stato fatturato ed è stata Lucia da Tiezzo. No, se fai cosa fai? Spari nomi così. Io ho trovato, per esempio, ho scritto su un altro articolo, una ha rincorso il benandante per strada, se non interviene uno lo ammazza. A quel punto là il parroco è venuto, è nato lui dall'inquisitore. Ecco, fa un piacere, guarda che qui a Lune Veneto sta succedendo un putiferio. Se questo spara nomi a tutto andare, questo si arrabbia, mi arriva in chiesa. E lì l'Inquisizione è intervenuta e cosa ha fatto? Ha dato una bella strigliata a tutti senza far niente e tutto. Quindi, quando l'equilibrio c'è, è un equilibrio instabile. Quando salta, se è facile che arrivi all'inquisizione. Bene, ci sono altre domande. Io ringrazio l'autore Mauro, complimenti a tua per il libro e complimenti, ribadisco una cosa, a questo, perché vuol dire, questo, ripeto, è importante, la ricerca è esattamente questo, aggiornare le produzioni scientifiche. Ringraziamo Tra le Righe per l'ospitalità e vi do una settimana presentazioni. Adesso l'autore se può farvi le dediche, volete farmi una copia, è qui per voi, in modo che si faccia male la mano. E grazie ancora. Grazie.